Nella piazza principale di Cordignano sorge la chiesa plebanale dedicata a San Cassiano e Maria Assunta, citata per la prima volta nel 1074. Recenti indagini archeologiche hanno però messo in luce la sovrapposizione di ben 4 edifici a partire dal V secolo. La struttura attuale, consacrata nel 1635, è stata ristrutturata dopo il terremoto del 1936. Discosto dalla chiesa svetta l'elegante campanile, inaugurato invece nel 1954. All'interno l'unica navata si chiude con il presbiterio rialzato e ornato di un altare barocco, che porta alla sommità la statua di San Cassiano e al centro la pala della Madonna in trono di Agostino Ridolfi. Le pareti laterali del presbiterio sono coperti dalle grandi tele dell'Ultima Cena di Marco Vecellio e del Miracolo dell'Ostia di Anzolo Lyon. Il monumentale altare ligneo della Madonna del Carmine, ora di San Francesco, è stato realizzato nel 1648 dai Ghirlanduzzi di Ceneda. Ai Ghirlanduzzi sono attribuite anche le 6 statue di profeti, posizionati nelle nicchie della cappella laterale. Motivo di grande afflusso di devoti è l'immagine taumaturgica della Madonna del Carmelo, custodita in una nicchia con una cornice lignea intagliata e dorata dai Ghirlanduzzi. Dopo i lunghi e accurati restauri inaugurati nel 2021, che hanno interessato anche l'affresco di Giovanni de Min sul soffitto della navata, la chiesa è tornata al suo antico splendore, vero e proprio bene storico-ambientale che i padri hanno lasciato in dote come risorsa. Adagiata sulle colline di Cordignano, la chiesa dei Santi Gottardo e Pancrazio di Belvedere è introdotta da una scalinata che la pone rialzata rispetto al piano stradale. Attribuita a Silvestro Arnosti, è la pala seicentesca dedicata ai patroni Pancrazio, martire frigio garante dei contratti agrari, e Gottardo, vescovo bavarese, protettore della salute degli animali.